Siamo in un'altra esperienza davanti a un nuraghe che sta obiettivamente alle spalle della nostra cara operatrice Consuelo alle riprese. Abbiamo il nuraghe Armungia. Il nuraghe Armungia, gentilmente il sistema museale Armungia ci ha dato i riferimenti per capire di cosa trattiamo con questo nuraghe. Quindi il nuraghe Armungia si oggi su un'altura di 365 metri sul livello del mare ed è situato sul margine est-nord-est dell'abitato, in prossimità del vecchio palazzo comunale, che oggi è la sede del museo etnografico e struttura di accesso all'area archeologica. Come vediamo si tratta di un nuraghe monotorre che adesso vedremo, che è riferibile all'età del bronzo medio sardo, quindi tra il XV e il XIV secolo a.C. Si conserva per un'altezza di oltre 10 metri rispetto al piano di calpestio ed ha un diametro basale di 12 metri. Adesso vediamo appunto la struttura. Come vediamo abbiamo una struttura che è stata aggiunta probabilmente anche per tutelare la tenuta di quello che è rimasto di questo nuraghe. Come vediamo cercheremo di farvi vedere il possibile per il rischio che possa cadere il segnale, ma cercheremo di curare questo aspetto anche perché dovremmo avere un segnale abbastanza eccellente e quindi spero e speriamo che ci stiate copiando in maniera appropriata. Facciamo un giro perimetrale prima del nuraghe, seguiamo appunto i filari, quindi come riportato dalla struttura museale si conservano 21 filari di blocchi in scisto calcareo che vediamo qui. La struttura è abbastanza imponente comunque, come tante altre di quelle che abbiamo visto. Qui si intravede una luce, non si capisce se sia la mancanza di un blocco o comunque qualcosa di intenzionale fatto dai padri che hanno costruito questa stupenda struttura, come tutte le nostre stupende strutture che raccontano la nostra storia di civiltà sarda. Avvolgiamo il perimetro di questo monotorre, comunque sempre molto particolare perché ognuna di queste strutture comunque conserva una storia tutta a sé stante, delle emozioni a sé stanti che noi vogliamo regalarvi con questo streaming, nell'augurio che chiaramente le nostre immagini vi stiano arrivando nel migliore dei modi, ma crediamo e speriamo di sì, perché il gestore forse oggi ci accompagna meglio di quanto è successo altre volte. Avvolgiamo ancora la struttura. Come vediamo è curato dalla struttura museale, fortunatamente come vorremmo vedere in tutte le nostre strutture, è curato da questi paramenti lignei con queste recinzioni che delimitano e fanno delle passerelle anche per creare una situazione di sicurezza nella visita a questo nostro tesoro. Stiamo avvolgendo il perimetro, stiamo tornando verso l'ingresso, non dimenticando che stiamo trattando sempre di un nuraghe monotorre. Adesso vi delizziamo con le nostre immagini, sentirete solo la mia voce perché cercheremo di riprendere le curiosità di questo nuraghe molto particolare. Cercheremo di azzardare un ingresso. Se dovesse cadere il segnale non perdetevi d'animo, non abbandonateci perché riusciremo fuori e chiuderemo questo streaming nei migliori dei modi. Quindi adesso proviamo ad entrare all'interno del nuraghe. Come vediamo siamo al centro del masso di questo monotorre, molto interessante. Ci sono degli ambienti laterali che cercheremo di riprendere nella speranza che il segnale non ci abbandoni. Come vediamo abbiamo le classiche nicchie d'ingresso, tipiche di quasi tutte queste strutture murarie.
Poi avremo notato nelle riprese principali che c'è un cambiamento, appunto, come riportato dalle note che ci ha dato molto cortesemente il sistema museale di Armungia. La tessitura muraria nella struttura a vista risulta particolarmente evidente a circa 3 metri d'altezza del piano di calpestio, dove i grossi blocchi impiegati nella parte inferiore vengono sostituiti da pietre a taglio subquadrato, piatte e allungate, che sono state accuratamente disposte a filari orizzontali e fissate con zeppe di rincalzo. Lungo la parete del vano sono situate 2 celle, posizionate frontalmente lungo un asse perpendicolare al corridoio d'accesso. Nell'85, durante una campagna di scavo, nella scelta a sinistra della camera, oltre a resti di manufatti ceramici di età nuragica, fu rinvenuta una fibbia nuragica. È stata una fibbia, significa che questa struttura è stata abitata anche in epoca successiva. Come vediamo, a 3,5 metri d'altezza sul pavimento della camera, sul tratto di parete con la massa muraria, che dovrebbe essere da questa parte. Quindi una scala intramurale che adesso andiamo a riprendere. Che in altri murali vengono realizzate a partire dal piano di calpestio, con accesso che era adiacente al corridoio. Quella visibile dal pavimento della camera. Quindi, come vedete, ci godiamo questa tolo svettata del nuraghe Armungia. Poi aggiungere altro potrebbe anche essere un po' eccessivo. Ci godiamo il famoso taglio alla nuraghe Piscu, che ormai è diventato il nostro esempio di architettura nuragica, che comunque è molto interessante. Chiaramente la struttura d'ingresso è stata, come abbiamo visto all'ingresso, è stata tutelata da questo ingresso ligneo, che comunque è anche tutelato oltre che dal fatto di eventuali crolli, anche con una porta d'ingresso che comunque chiude il nuraghe nei momenti in cui appunto la struttura non è accessibile. Comunque vi invitiamo a raggiungere la struttura museale di Armungia, che è fantastica, con una bellissima cosa, che è un contributo di 1,50 euro. Possiamo venire a visitare questa struttura con tutto il rispetto per il paese di Armungia e la struttura museale, che ringraziamo per aver dato questa possibilità. Ricordiamoci che è un nuraghe monotorre, e che comunque dovete iscrivervi al canale, perché dentro Fuori Channel è il canale dei nuraghi, ricordatelo. Andate anche su A Caccia di Nuraghi, la pagina Facebook, iscrivetevi alla pagina e iscrivetevi anche al gruppo. Amici e amiche di Dentro Fuori Channel, con questa ultima affermazione vi rimandiamo ai prossimi video e vi salutiamo da Nuraghi Armungia, Alberto e Consuelo. Ciao, a presto. Non lo spegno.